Bentornati e bentrovati a Storie, uno dei generi letterari che in qualche modo raccontano di più il passaggio tra l'epoca arcaica e l'epoca classica, è un genere letterario che forse noi non consideriamo più di tanto, ma che è antichissimo, è il genere letterario delle favole. Che cosa sono le favole? Il primo che in qualche modo tematizza che cosa siano le favole è Aristotele. Aristotele nel secondo libro della retorica scrive una cosa interessantissima. Scrive che spesso e volentieri gli uomini, per persuadere gli altri uomini riguardo ad un concetto, o raccontano dei fatti veramente accaduti, oppure raccontano degli esempi fittizi che portino con sé un insegnamento. Ecco, un esempio fittizio che porta con sé un insegnamento. Questo esempio fittizio che porta con sé un insegnamento, lo capite, apparteneva alla tradizione orale. Alla sera, quando si era attorno al fuoco, si raccontavano delle storie che potessero essere educative per tutti i bambini che ascoltavano quelle favolette, quelle storielle. E così questa tradizione non era una tradizione soltanto diffusa nel mondo greco, ma era una tradizione, diremmo noi, mediterranea. È patrimonio dell'uomo mediterraneo raccontare, inventare delle storie per spiegare qualcosa che ha dentro. Ecco, è interessantissimo, è patrimonio dell'uomo mediterraneo, è patrimonio quindi di ciascuno di noi, è tipico di ciascuno di noi provare a raccontare attraverso delle parole, attraverso un esempio, attraverso dei brevi racconti, quello che abbiamo dentro. La verbalizzazione delle emozioni, la verbalizzazione della sapienza, la verbalizzazione dell'interiorità avviene attraverso il racconto di favolette e di storie. Sembra quindi una cosa molto più interessante che un mero raccontino di vicende fantastiche. Dietro questi racconti c'è un modo di vedere il mondo, c'è un modo di sentire il mondo, c'è un modo di guardare il mondo che travalicherà il presente, al punto che tante favole greche sono arrivate fino a noi e sono entrate nel nostro patrimonio comune. Se io dico la volpe e l'uva, se io dico alcune delle grandi storie dell'antichità, vi ci ritrovate tutti, le avete ascoltate tutti, perché sono patrimonio di tutti. E quindi le favole questa settimana ci aspettano qui a Storie.